sono individuati il bastione San Marco come luogo per eventuali manifestazioni di questa natura, così si dovrebbe riuscire a conciliare l'esigenza di manifestare con l'esigenza di tutto il resto della cittadinanza. La tendenza però è quella di immaginare il bastione con una manifestazione statica. Questa è la linea del comune di Treviso nei confronti dei no pass, condivisa con forze dell'ordine e ULS nel tavolo coordinato in mattinata dal prefetto Laganà. Insomma, la stretta annunciata è arrivata anche se per il momento non c'è nessuna ordinanza comunale specifica. A indicare la strada è stata la circolare inoltrata tarda sera dal ministro Lamorgese a tutti i prefetti, chiamati a individuare quelle aree urbane sensibili che possono essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza. Parole nette, quelle del Viminale, che offrono sponda giuridica agli enti locali. Per il vice sindaco di Treviso bisognerà comunque valutare caso per caso. L'unica cosa certa sembra Piazza dei Signori off limits. Naturalmente poi ci si riserva di vedere anche il tema della manifestazione o la tipologia o la richiesta. Al momento nessuna richiesta di manifestazione no pass è stata avanzata per il weekend a Treviso, mentre è stato annullato il ritrovo previsto per domenica a Conegliano. A farlo sono stati gli stessi organizzatori che non vogliono sovrapporsi a un evento simile programmato a Vittorio Veneto, dove il comune non concederà Piazza del Popolo come richiesto, ma un'area verde in zona industriale. Noi abbiamo ottemperato individuando un luogo che potesse essere più adatto di altri per poter effettuare questa manifestazione. L'abbiamo individuato in un posto aperto, sufficientemente ampio per permettere il distanziamento, considerando anche e soprattutto il fatto che i manifestanti saranno non vax e quindi non vaccinati e quindi in sé hanno un rischio maggiore di altri. Anche nella città della Vittoria si studia un'ordinanza ad hoc, nel frattempo si guarda alle linee del Viminale, ma soprattutto alla curva del contagio.